Ben ritrovati a Cronache Trevigiane, cominciamo una nuova puntata che questa settimana parla di eccellenze. Allora cominciamo a parlare dell'eccellenza di tre regioni, Veneto, Liguria e Lombardia, che si sono incontrate a Treviso negli spazi di H-Farm per firmare il bilancio dei virtuosi. Vediamo. Dopo gli incontri di Genova e Milano sui temi immigrazione e riforma costituzionale, si è tenuta a Treviso la terza trilaterale Veneto, Liguria e Lombardia, questa volta per affrontare la questione della legge di stabilità. I governatori delle tre regioni amministrate dal centrodestra si sono incontrati negli spazi dell'incubatore di impresa H-Farm a Roncade per firmare e presentare un documento di proposta economica al governo nazionale. Come tre governatori presenteremo in questa terza tappa la nostra proposta, che non è una proposta polemica, ma è la volontà di dire come si dovrebbe fare per fare un vero bilancio, una vera legge di stabilità rispettosa dei territori e dei bisogni dei cittadini. Nel mirino dei tre governatori la nuova legge di stabilità, i tagli da 2 miliardi e 700 milioni agli enti locali e di 6 miliardi e mezzo alla sanità, a cui hanno contrapposto un diverso programma economico fatto di specifiche richieste. Chiediamo delle cose molto semplici: semplificazioni burocratiche, sblocco degli investimenti soprattutto nei settori strategici, quelli del dissesto idrogeologico, delle grandi infrastrutture, applicazione dei costi standard che solo quello farebbero risparmiare di più dei tagli lineari e selvaggi, mi sia consentito, che vengono applicati in questa legge di stabilità. Però così come è stata fatta questa legge di stabilità è una legge che non serve, non fa crescere il paese e allontana ogni possibilità di aiutare quelle fasce più deboli che in questi 2 anni di governo Renzi si sono impoverite ulteriormente. Un'alleanza tra regioni accomunate dalla solidità dei conti, un modello a detta dei loro governatori anche per la politica nazionale. Noi siamo le regioni virtuose, il bilancio dei virtuosi, non tutte le regioni sono così, ma noi siamo un esempio e lo dice anche il fatto che noi abbiamo l'obbligo del bilancio, del pareggio di bilancio dal 2015 che noi rispettiamo, lo Stato invece ce l'è portato al 2019. Se vogliamo parlare di risparmi veri bisogna prendere esempio da ciò che Lombardia, Veneto e Liguria fanno nel loro bilancio, risparmi veri, consistenti, pareggio di bilancio e investimenti. Il resto è solo la propaganda di Renzi. Inevitabile lo scontro a distanza con il governo Renzi in merito all'imminente referendum sulla riforma costituzionale, che vede Veneto, Liguria e Lombardia alleate con il fronte del no. Per i governatori delle tre regioni la riforma andrebbe ad eliminare il sistema delle autonomie regionali. Chi vota sì sceglie un modello di Stato centralista, chi vota no sceglie un modello di Stato più federalista, simile alla Germania. La dimostrazione è nel quesito del referendum, che prevede sostanzialmente uno svuotamento delle competenze delle regioni a favore di Roma. Il che vorrà dire per i cittadini che la loro sanità, che oggi è virtuosa ad esempio in Veneto, nelle nostre regioni, verrà gestita da uno sperduto ufficio romano e non più da cittadini eletti direttamente.